Buongiorno, siamo con Mauro Simeoni, enologo dell'azienda Schiopetto di Capriva. A lui chiediamo come sta andando questo primo giorno di vendemmia 2019. Buongiorno a tutti, abbiamo iniziato oggi, sta andando bene, le uve sono mature al punto giusto, siamo stati contenti dell'annata, abbiamo visto comunque che c'è stata una bellissima escursione tra maggio fino a fine luglio, ci sono state delle belle giornate e con la giusta piovosità, una vendemmia molto ritardata rispetto agli ultimi anni, ritornando un po' a quella che era la consuetudine del Friuli di andare a vendemmiare a fine agosto, primi di settembre, insomma, che ultimamente è piuttosto raro. Ecco, adesso andremo avanti quanto con la vendemmia? Oggi abbiamo cominciato col Pinot Grigio, no? Diciamolo. Esatto, oggi abbiamo iniziato col Pinot Grigio, siamo nella zona dei Colli Orientali e proseguiremo nei prossimi giorni sempre con altro Pinot Grigio, probabilmente con del Pinot Bianco. A ruota seguiranno tutte le altre varietà, quindi le varietà aromatiche come il Sauvignon, e in base un po' anche a quella che è la condizione climatica che ci permetterà di avere una maturazione, insomma, ulteriore delle uve, di arrivare alla raccolta. Ecco, andremo avanti fino a fine settembre, primi di ottobre? Ma per i bianchi sicuramente si arriverà fino a fine settembre, insomma, perlomeno per Schiopetto, con le ultime varietà come la Ribolla o la Malvasia, e i rossi seguiranno poi a ottobre, fino a metà ottobre ritengo inoltrato, perché comunque hanno dei tempi diversi e delle maturazioni diverse. Ecco, ci vorrà tutto il lavoro di cantina, ma al momento cosa possiamo dire? Che premesse ci sono per i vini 2019? Ma le premesse sono francamente ottime rispetto a quella che può essere la 2018, che è stata un'annata molto abbondante, seppur ottima, sembra un'annata un attimino più leggera, più scarsa, ma con delle grandi potenzialità, insomma, anche perché, ripeto, questa lentezza di maturazione, questo ritardo rispetto agli altri anni sembra promettere bene, dare delle caratteristiche interessanti alle uve che ultimamente non si ritrovavano. Questo ci fa piacere. Grazie, salutiamo Mauro Simeoni e buona vendemmia. Un saluto a tutti e buona vendemmia a tutti i colleghi.